Asolo, la perla del Veneto, a pochi chilometri da Treviso, da Castelfranco e da Bassano del Grappa, e decisamente vicina anche a Venezia, è una delle più affascinanti cittadine del Veneto. Scoperta nell'Ottocento da molti intellettuali e artisti, viene anche chiamata la Fiesole del Veneto. Qui scrittori, poeti, regine e artisti si sono incontrati per dare vita a salotti letterari di grande valore, immersi nella meravigliosa storia e natura di Asolo. Buongiorno, siamo ad Asolo e stiamo raggiungendo il centro della città. Andiamo esattamente da quella parte, di là. Appena si entra in città, a dare il benvenuto ai visitatori c'è la Fontanella Zen, che fu fatta costruire dalla ricca famiglia Zen nel 1571. Sono alla Fontanella Zen ora, è una tradizione del luogo, dice che se si tocca il leone di questa fontana si avrà molta fortuna. Lo faccio per tutti voi. Le strade che dai piedi dei colli portano in centro sono chiamate Foresto, Forestuzzo, Foresto Vecchio, ad indicare che fino a non tanti anni fa ai piedi di Asolo c'erano dei boschi. Si attraversano piacevolissime vie porticate di carattere medievale e si giunge poi alla fontana centrale in piazza Garibaldi. La vista tutto intorno è sempre mozzafiato, il paesaggio di Asolo è davvero straordinario. La cattedrale della città è dedicata a Santa Maria Assunta e si trova nella piazza principale. Ora mi trovo davanti alla cattedrale di Asolo, la chiesa di Santa Maria Assunta, che ha un'origine antichissima, probabilmente è stata fondata intorno al V-VI secolo d.C. ed è stata poi rimaneggiata e ricostruita dall'architetto Massari nel corso del XVIII secolo. In questa chiesa c'è una meravigliosa pala ad opera di Lorenzo Lotto. L'interno della chiesa, a tre navate, ospita al centro una pala d'altare con una copia del famoso dipinto dell'Assunta eseguito da Tiziano nel 1518 per la chiesa dei Frari di Venezia. Ma l'opera indubbiamente più straordinaria è la pala di Lorenzo Lotto nella navata di sinistra, raffigurante l'apparizione della Vergine ai santi Antonio Abate e Ludovico da Tolosa. Eseguita nel 1506, poco prima che il pittore partisse per le Marche, mostra il tratto tipico del grande artista veneto, e cioè l'uso sapiente del colore, che è sempre protagonista dell'opera, e l'attenzione ai dettagli e alla descrizione narrativa, forse desunta da Albrecht Dürer. Continuando a passeggiare nel centro di Asolo, la loggia decorata con affreschi, consuetudine medievale in tutto il territorio trevigiano, palazzetti gotico-bizantini che chiaramente lasciano intendere la venezianità culturale, artistica e architettonica di Asolo, che fu sotto il dominio della Serenissima Repubblica fino al Trattato di Campoformio del 1797. La rocca di Asolo, che è lì alle mie spalle, è uno dei simboli di questa città. È una fortezza di origine medievale, non romana come qualcuno nel tempo ha sostenuto, e probabilmente aveva un valore difensivo. Però non abbiamo notizie certe circa la sua funzione, quindi non rimane che ammirarla. Per visitarla bisogna prenotare. All'interno comunque la fortezza è completamente vuota, non c'è più nulla, ed è questo il motivo per cui si ha anche un po' di difficoltà a capire quale fosse la sua reale destinazione d'uso. Il comune di Asolo si trova nel Palazzo Beltramini, riedificato nel Settecento dal famoso architetto Giorgio Massari. Durante tutta la mia passeggiata sono stata scortata da Achille, uno dei personaggi più noti di Asolo, il cagnolino di uno dei caffè del centro. Ho trovato un amico ad Asolo. Lui. Ciao! I personaggi illustri che qui hanno abitato sono davvero tanti.
la regina di Cipro Caterina Cornaro, il poeta Robert Browning, l'attrice Eleonora Duse, la poetessa Freya Stark, il compositore Malipiero, l'architetto Carlo Scarpa. Questa è la casa di Eleonora Duse, la grandissima attrice di fine Ottocento, inizio Novecento, che fu amante di Gabriele D'Annunzio, la quale venne molto spesso ad Asolo perché amava molto questa cittadina, ma era sempre ospite da amici. Riuscì a comprare questa casa nel 1924, ma nello stesso anno morì a Pittsburgh mentre era in una tournée, per cui Eleonora non ha mai abitato in questa casa di Asolo. Non posso che consigliarvi di concedervi una giornata ad Asolo per ammirare i suoi luoghi straordinari, ma anche per assaporarne l'atmosfera e l'energia. Asolo ha davvero qualcosa di magico. Provare per credere.